signora Maria che è lì, che si vedrà, che si ascolterà, avrà oggi certezza del fatto che ci sono 3 regioni che un exit strategy, un piano B ce l'ha per la partita degli immigrati. Veneto, Liguria e Lombardia lanciano il piano B sull'immigrazione e chiedono, con questo documento stilato al termine dell'incontro trilaterale di Genova, di dichiarare lo stato di emergenza e di bloccare i flussi migratori alla partenza, promuovendo accordi bilaterali con i paesi d'origine. C'è poi da lavorare in Europa per mettere sul campo un piano operativo serio per migliorare le condizioni di vita delle zone da dove queste persone partono. I 3 presidenti puntano il dito contro il governo, accusato invece di promuovere i flussi migratori. Se tu fai vedere gli aerei che rimpatriano molti cittadini, ti fai anche un'idea del fatto che comunque se arrivi lì c'è anche il rischio che torni a casa con molta velocità. Questo non sta accadendo. Sul fronte interno, Toti, Maroni e Zaia chiedono la conferma del reato di clandestinità e pretendono soluzioni ad hoc per le regioni di confine per evitare tensioni sociali. Si chiede inoltre la creazione di nuovi centri di identificazione ed espulsione tramite accordi bilaterali con le regioni interessate. Purtroppo queste cose non le dovremmo far noi, diciamolo fino in fondo. Non dovremmo essere qui a dedicare una mattinata a stilare un documento, a disturbare voi. Queste cose le dovrebbe fare un governo serio e che dovrebbe dimostrare a tutti noi che sa gestire il fenomeno. Siamo molto preoccupati. Zaia poi punta il dito contro i prefetti e il Ministero dell'Interno. Noi non possiamo accettare che ancora oggi ci chiami l'ultimo prefetto del mondo e ci dica la sua quota è un bel cavolo, perché è stato fatto uno Stato-Regioni qualche anno fa e da allora la quota è stata rinnovata per ben 14 volte e qualcuno, infischiandosene del fatto che i presidenti della regione non hanno più detto nulla, continua a mandarci quote. Allora, se questo è diventato un gioco, noi non siamo qui per giocare.